Ciao amici, ci troviamo a Salemi ed esattamente nella proprietà di Dino Ferro, nostro cuore solitario in cerca dell'anima gemella. Diverso tempo fa Dino è venuto da noi, l'ha trovata ma purtroppo per uno strano scherzo del destino è finita male. Come mai, Dino? Mi riservo purtroppo di non dire il nome e cognome per rispetto anche della persona che non c'è più. Però io vorrei dire che avevo trovato la persona che faceva a caso mio. Quindi il programma ha funzionato? In qualche modo ha funzionato, perché uno va a dire le cose giuste per come sono. Anche un po' per merito del programma, anche un po' per merito il caso del destino che l'ha portato anche da me tramite pure amici pure. Ecco, per uno scherzo del destino che me l'hanno presentata pure, e lei poi ha detto che mi aveva visto in questo programma diverse tante volte, però che non aveva avuto il coraggio mai di chiamare, anche un po' per timidezza, anche un po' perché non conosceva la persona, anche che avevi visto tante volte in televisione, ecco. Io a prescindere da questo volevo anche ancora volevo dire qualche altra parola in cui mi ho trovato 8 mesi veramente bene, mi manca anche che non c'è più, mi manca da impazzire. E purtroppo bisogna avere coraggio nella vita e andare avanti. Lo so. Mi lavava veramente come un bambino di 2 anni, lo posso dire, mi cucinava, mi voleva bene, mi coccolava, il rispetto era reciproco. Siete andati a vivere assieme? Sì, 8 mesi a vivere assieme, abbiamo deciso di andare a vivere assieme a casa mia, qui a Salemi. Ecco. E posso dire ancora qualche altra cosa, vorrei aggiungere che era una fumatrice accanita, proprio le nostre liti ogni tanto erano anche per... Tu non fumi, no? Io non fumo, odio fumavo e ora odio il fumo totale, aveva almeno 3 anni che non fumo più, ecco. Però con lei lo sopportavi per amore? Ma io certo lo sopportavo giustamente per amore, e mai piangevo quelle sigarette che accattavo, mai, lo posso dire. Facevo solamente sempre una cosa di dire se vede che non deve fumare. Fa male, pure il mangiare che mangiamo ci fa pure male pure. Ma non per cosa? Perché oggi tutto quello che mangiamo non è più genuino come un tempo, e parlo anche dall'esperto perché sono nel ramo dell'agricoltura pure. Ecco. Certo. Va bene Dino, come ti ho detto dobbiamo mettere il passato da parte perché noi siamo qui ora per cercare un nuovo amore. A parte che sono pure divorziato, è giusto che lo devo dire. Sì. Figli non ne ho, come già l'ho detto anche in precedenza anche altra volta. Ecco, io sarei orientato a trovare nuovamente se ci sarà l'occasione, perché oggi è molto difficile, non perché voglio cercare un rimpiazzo, ma sarei orientato su una persona che abbia peso, qualità e misura. Va trovala, ci dico io, ecco. Però grazie anche a voi che le reti unificate che oggi sono immense, non credo che in tutto e per tutto nella provincia di Trapani non ci sia una degna, che non ci sia una degna che abbia i requisiti come quello che cerco io. Se poi ci sono una panza perché sgallettate, ne ha conosciuto troppo assai, troppo, senza discorso, tutte che pensano solamente a scopo di interesse. Certo. Ecco, caro Alberto, come tu sai, il scopo di interesse non porta a nulla. Certo. E che scopo di interesse solamente porta solo alla rovina. Certo. Perché? Perché non ci sono le basi principali di un rapporto di coppia.
Certo. Essendo solamente quell'idea che hanno tantissime ragazze e anche persone pure mature, di una certa età pure. Va bene Dino, parliamo ora di queste caratteristiche che noi andiamo cercando. Ma una donna diciamo sulle 30 fino ad arrivare massima all'età mia, che so, 38, 39, io ho 39 anni, ma non più di 38 anni. Quindi amiche telespettatrici, mi sto rivolgendo io con donne che partono dai 30 e arrivano massimo a 38 anni. Possibilmente single, possibilmente, perché ho avuto già un'esperienza fino a dei mesi fa con una marsalese che me l'hanno pure, in circostanze me l'hanno pure presentata durante una cena di amici, e ci siamo usciti se no 3 volte. A capo terza volta già questa voleva sapere se io avevo proprietà mia, se io avevo pure soldi in banca, se io avevo diciamo faceva capire diciamo solamente per scopo di interesse, certo. Solo per la persona. Sì, gli interessi ci sono, solamente ci debbono anche pure essere, ma quello che io vorrei far capire pure, bisogna anche la persona stessa. Esatto. Parliamo ora delle qualità. Che qualità vuoi trovare in una donna? Ma le qualità di una donna avesse diciamo brava, dolce, paziente con me, perché io pure ho un carattere pure ribelle dalla nascita, disgraziatamente pure. Certo. Però io piso qualità e misura. Non lo dico io, ma lo dico anche pure le altre persone pure, che mi conoscono sia a Salemi e fuori Salemi, anche che sono pure, a parte un agricoltore, un imprenditore agricolo, anche pure un mediatore, cioè usenzale, chiamato in gergo siciliano. Ecco. Qualsiasi cosa serve per arrotondare. Va a arrotondare, esattamente. Esatto. Non lo faccio per professione, adesso che lo dica, non è una seconda professione, lo faccio solamente per hobby, che ho da parecchi anni. Va bene, amiche telespettatrici, abbiamo detto tutto. Io mi sto rivolgendo, ripeto, con donne che partono dai 30 e arrivano massimo ai 38 anni. Non cerco né zingari, non cerco diciamo persone di basso livello, oppure cristiane terra o cristiane che pazzarelle, schizofreniche, depressive, giusto che io lo dica e attendano bene quello che sto dicendo per ora, perché io parlo una volta, giustamente voglio essere diciamo persone molto comprensive, ecco, cerco veramente ragazze che comprendano e sappiano cosa significa casa e avere casa sopra le spalle oggi pure, come lo sono io. Certo. Ecco, e anche un po' di economia, che male che non ne fa pure. Ecco. Esatto. Per cui donne, per tutte quelle di voi che fossero interessate a conoscere Dino, 38 o 39 Dino? 39 li ho fatte ora. 39 anni di Salemi, non potete fare altro che chiamare al numero telefonico che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero personale di Dino, chiamate a quel numero lì e vi metterete d'accordo sull'incontro. Allora, in questo momento Dino ci sono queste telespettatrici, queste donne che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Allora, amiche carissime telespettatrici e telespettatori, che uno ci mette uno all'altro pure. Io non sono un fesso, perché giustamente io lo giusto che lo dica, sono una persona molto, per fare usenzale, per essere uno esperto, perché se dice che fissa sta sua cosa, come se voglio dire in gergo. Io se mi chiamate, io giustamente senza anonimo, ecco, perché non rispondo, se chiamate anonimo stavolta non rispondo, e chiunque sia. Se capite diciamo se sono all'altezza della vostra situazione, e ripeto, se non per interesse, per scopo di denaro, o se interessate alla mia persona, chiamate. Io sono qua, io ho solamente la mia fissa giustamente era che già avevo intenzione di risposarmi con la persona che avevo, e ho ancora intenzione di risposarmi nuovamente per mettere su famiglia. Ecco, ripeto, sto cercando una ragazza singola disposta anche a trasferirsi pure un giorno a Salemi, come aveva fatto quella che avevo, ecco. Perfetto, ha detto tutto, per cui donne chiamate Dino. Questo è tutto per i cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Dino da Salemi. Ciao ciao. Oh yeah.